TG Plus Sport edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario sportivo il calcio. Il Venezia Football Club comunica che gli esami strumentali sostenuti da Ricci Sagrado in seguito all'infortunio occorso durante la partita Venezia Football Club Inter, gara valida per la giornata 20 del campionato di Serie A 2024-2025, hanno evidenziato un riacutizzarsi della problematica al flessore sinistro. Il difensore classe 2004 sarà rivalutato con nuovi esami tra 2 settimane. Il club lagunare comunica inoltre che Giorgio Altare ha riportato un sovraccarico al flessore sinistro. Passiamo al basket femminile. Stasera, giovedì 16 gennaio alle ore 19, andrà in scena al Taliercio Humana Reyer Casa de Mont Zaragoza, terzo game day del secondo round di Euroleague Women. Per l'Eurogranata si tratta di una partita da dentro o fuori. Per continuare la propria corsa europea, la squadra di coach Macton è infatti chiamata a portare a casa una vittoria, ribaltare il -9 della gara di andata. In Spagna, al Pabellón Príncipe Felipe, Pan e compagne avevano giocato una prima metà di gara di altissimo livello, subendo poi la rimonta delle spagnole cedendo 64-56. Ancora basket. Con la partita di ieri sera al Pala Ruggi, il capitano della Gemini Basket Mestre, Andrea Mazzucchelli, ha toccato le 100 presenze in bianco-rosso. Non è solo un numero, ma il simbolo di impegno, leadership e amore per questi colori. Le parole di Andrea. Felice di condividere con voi questo traguardo. 100 è solo il numero delle partite in modo simbolico, ma racchiude ben più emozioni, sconforti, gioie, sconfitte e vittorie. Grazie per esserci sempre. E si scaldano i motori per il terzo appuntamento della Volksbank Reyer School Cup 2025, in programma domani venerdì con pala 2 alle ore 8:30 presso la palestra Musatti ex Galilei di Dolo. La tappa, denominata INS Mercato, vede 3 istituti di Dolo al via, i padroni di casa del Musatti, il Lazzari e il Galilei. A questi si aggiunge l'istituto Einstein di Piove di Sacco. Il liceo Galilei, insieme al Lazzari di Dolo e ai padroni di casa del Musatti, partecipano al torneo scolastico Reyer sin dalla prima edizione del 2014, mentre l'Einstein di Piove di Sacco è presente dal 2019. Si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.